Buongiorno amici bellini, perché è stata giornata di visite mediche, tra un poco aspettiamo emoji, ufficialità, perché ci sarà, perché è fatta. Però c'è un'altra notizia che sta smuovendo le anime, guardiamoci nell'anima, dei tifosi del Napoli, dei tifosi un po' di tutto il mondo, in realtà, che è Greenwood, e dobbiamo parlarne per bene, oltre alle amichevoli, che è una cosa che mi piace a metà. Cominciamola! I rumori. Allora, dobbiamo fare in fretta perché c'ho il che fare proprio potentissimo. Paolo Sabino, benvenuto sul canale, e ringrazio tutti i nuovi iscritti che state proprio a correre. Siamo vicinissimi a sfondare la quota dei 23.000, che è un numero pazzesco. Quindi iscrivetevi con fiducia perché l'estate è calda, ma sta scorrendo anche velocemente. Ci avviciniamo alle amichevoli del Napoli, le prime amichevoli. Dobbiamo capire Conte quale modulo sta provando e ci arriveremo. Lasciate un like assoluto perché il Napoli con le amichevoli si sta comportando in maniera diversa dal solito, e adesso andiamo ad approfondire. Poi dobbiamo parlare di questa situazione di Greenwood, che è una situazione particolare, e volevo dirvi la mia e dovete voi nei commenti dirmi la vostra, perché questa è un'altra di quelle situazioni che secondo me, tipo di Lorenzo, spacca. Allora, prima di tutto spostiamoci e andiamo sulla piattaforma OneFootball, perché è qui che il Napoli farà vedere praticamente le amichevoli di ritiro. Ora, partiamo dalla cosa buona, che ricordate, no? Le più grandi polemiche estive sono sempre: il Napoli fa pagare l'amichevole con la Naune 10 euro. In questo caso, e sto leggendo ancora un po' di confusione sui social, 15 euro, sì, ma 15 euro tutte le amichevoli, e già è diverso se le vai a dividere. E se non ho capito mele, pere, perché in realtà sono pere, se non le ho capite mele, quella con la Naune è gratis, e poi le altre te le dividi e viene un 14,99 generale. Andiamo a capire, perché la cosa che più mi interessa è che siano guardabili anche da chi sta all'estero, e questa è la cosa più importante. Ora, avevo dato il suggerimento al Napoli anche per far crescere i tuoi stessi social. L'idea di farle vedere sul canale YouTube mi sembrava ottima, te le gestivi tu e facevi crescere i tuoi social, ma già questo è un passo in avanti, e noi dobbiamo dirlo. Sono 4 amichevoli, 15 euro, 3 euro, si può fare, è anche simbolico e si può fare. Andiamo a vedere come si deve fare. Prima di tutto dobbiamo to join OneFootball. Mi pare che un account ce l'avevo, ma facciamo conto che non è successo niente e creiamo l'account. Partiamo dal presupposto che già malissimo i rumori, non sarebbe un video di Azzurro Fluido senza i rumori, e partiamo già che la verifica della mail non funziona. Sarà colpa mia, non lo so, ma non ha importanza. Aggiungiamo tra le squadre preferite il Napoli, e noto con piacere che, vedi, hanno utilizzato il logo del Napoli in azzurro. Non tutte le piattaforme lo utilizzano in azzurro, qualcuno utilizza quello bianco con la N in blu navy, va bene così. E ora vediamo come si compra sta roba. Napoli, per esempio, vediamo già Napoli a Naune Watch, senza queste cose. E quindi questa qua tranquillamente dovremmo essere in grado di vederla. Dopodiché, se andiamo a vedere tutte le partite, vediamo se qui il Mantova, ecco qua, compra il match 14,99. Si può fare. Ora però non è solo il match 14,99, voglio immaginare che sia tutto il pacchetto, se ho capito bene, e non è chiaro al momento. Dice solamente devo trovare un altro modo. E andiamo sul sito del Napoli e capiamo Summer Pass. Per la prima volta i tifosi del Napoli potranno assistere in diretta alle partite amichevoli estive da ogni parte del mondo su qualsiasi dispositivo. Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Quindi da venerdì 12, cioè oggi, fino a venerdì prossimo si può acquistare il Summer Pass, e poi da sabato 20 luglio si possono comprare le partite singole in pay per view, e i prezzi sono già più accessibili. Napoli-Mantova costa 2 euro,
7 per la Dana Demirspor, per il Brest e per il Girone. Prima accedere, ok, come acquisto, digitare Napoli, accedere al proprio profilo, selezionare partite e cliccare una delle prossime gare a pagamento, completare. Quindi dovrebbe fare una delle prossime gare a pagamento. Quindi mi riporta a questa situazione. Quindi non è chiarissimo da YouTube. Ci fidiamo del Napoli e andiamo a procedere al pagamento. Pagamento dato a buon fine, goditi la partita. Mi dicono, io spero che significa goditi le partite, che altrimenti andiamo in grossa difficoltà. Partite, per esempio Brest. Esatto, e ce la possiamo godere tranquillamente. Perfetto, tutto a buon fine. Bravo Napoli, si poteva fare su YouTube gratuitamente, come ha detto il presidente De Laurentiis, però un passettino alla volta, già così mi sembra un piccolo passo avanti e noi lo rileviamo, lo riveliamo agli iscritti e lo rileviamo e lo registriamo. Ora però dobbiamo parlare un attimo di sto ragazzo qua. 22 anni. 1,81 m, posizione qua lo porta right winger, cioè alla destra. Può giocare anche punta, può giocare anche alla sinistra. La cosa sorprendente di Mason Greenwood è che io ho guardato un po' di video di highlights e guardo i video e vedo che lui conduce con il sinistro, proprio sai, la conduzione di chi è mancino naturale, conduce col sinistro, ogni tanto scarica anche col destro, può tirare col destro e tutto a posto. Però ha detto, questo è proprio mancino e tira col sinistro certe bombe sotto all'incrocio, fortissimo. E dico, voglio dire, se rumori, perché è un nome che fa rumore, ovviamente. Se questo tira le bombe col sinistro, lo metti a destra col piede invertito, così, al posto, ecco, se dobbiamo ragionare per assurdo, al posto di Politano, mamma mia. Poi gli vedo tirare i rigori col destro. Quando tu tiri i rigori, cioè i calci piazzati, usi il piede con cui tu sei più sicuro, cioè questo è ambidestro veramente. A livello di Verdi, ricordiamoci Verdi, in piccolo ovviamente Verdi, perché Verdi era capace di tirare i calci di munizione sia col destro che col sinistro. Poi Verdi non ebbe un grande risultato quando venne a Napoli, purtroppo. Però gli ambidestri hanno tecnica e gli ambidestri sono imprevedibili e se ne vanno da tutte le parti. Quindi sotto questo punto di vista questo è un crack assoluto. Ricordiamo Manchester United, ricordiamo il prestito al Getafe e teniamo presente questo valore di mercato che purtroppo scende a picco quando arrivano le problematiche, perché ovviamente c'è una problematica di mezzo. Ed ecco perché questo giocatore, che potrebbe valere tra i 70 e gli 80 tranquillamente per potenzialità tecnico-fisiche, giovane età e confidenza col pallone, e vediamo i rumors che qua non porta il Napoli, porta l'Olympique di Marsiglia, la Lazio era molto interessata, si era parlata di Juventus, e quando si è parlato di Juventus ovviamente tutti i social hanno detto, vabbè, tenevate quelli là che scommetteva, tenevate altre problematiche, altre polemiche, vi siete preso anche quello che, perché si porta dietro tutta una serie di problematiche con accuse gravissime di non vorrei nemmeno dirlo perché poi andiamo in difficoltà con l'algoritmo, ma c'è una ricostruzione che si dovrebbe fare. La compagna postò delle foto brutte e poi ci furono delle accuse, poi lui finì anche 2 o 3 giorni in galera, poi le accuse caddero e quindi non è stato mai assolto, non è stato poi mai più andato, non è stato mai più mandato a processo. Poi il ragazzo ha da poco avuto anche un bimbo con la compagna, tutto sembra rientrato, però purtroppo se stiamo parlando di un valore così basso per un crack del genere è proprio perché si porta dietro tutte queste polemiche, e nella cultura di oggi, che tu sia poi innocente o meno, dobbiamo fare i conti con quelle che sono le reazioni social che comunque ti distruggono e ti portano a rovinarti una carriera, e i club che si legano poi al tuo nome hanno difficoltà ad andare avanti, e quindi il Manchester United lo ha scaricato, ovviamente non te lo regala, però è una situazione molto molto delicata, e io distinto vi dico Napoli non lo fare, perché ci sono squadre che magari possono reggere la botta di una storm, diciamo, mediatica quando si porta dietro un nome così pesante. Non lo so se il Napoli è in grado, perché oltretutto il Napoli, lo sappiamo, Napoli si porta dietro tutta una serie di pregiudizi. Mai
di questo tipo, e non vorrei aggiungere questo ai pregiudizi che già ci assalgono, e quindi se a te interessa un giocatore di questo tipo ce ne saranno altri, quindi io non mi legherei, perché il Napoli di solito è molto attento a queste cose e siamo pulitissimi sotto questo punto di vista, e non sporcherei l'immagine, anche se non è tua responsabilità, non è avvenuto sotto di te, però ovviamente tu scegli un personaggio controverso e quindi si parla e si creano delle problematiche, soprattutto a livello social e a livello tecnicamente tu fai una svolta senza proprio precedenti a livello tecnico, questo è un crack assoluto. Quindi è un discorso che sicuramente divide. C'è chi può dire a me che me ne frega, giocatore forte non mi interessa niente, c'è chi dice no, ma io sono giocatore forte, ma non ce ne sarà un altro che invece non è coinvolto in queste problematiche, ti togli uno con le problematiche e te ne metti un altro con più problematiche, perché poi ci sono anche queste cose da raccontare, ti temi anche la vostra. Amici bellini, questo significa stare non mette a fuoco, vedi? Questo significa stare nel gruppo abbonati, amici bellini che sono proprio sul pezzo. Questo è Greenwood che fa un bel dribbling secco su Hermoso, e qua ci ricolleghiamo a tutta la storia di Hermoso e ai vari intrighi internazionali di mercato, perché su Hermoso ancora ci dicono sempre le stesse cose da un mesetto più o meno. Lui sta aspettando, il Napoli ha fatto l'offerta, però queste le commissioni eccetera eccetera. Si parla anche di buongiorno commissioni di 1.2 e di un pezzo complessivo di 35 milioni compresi i bonus, lo sapremo meglio, però su Hermoso dobbiamo ancora aspettare. E adesso in generale Fabrizio Romano sta dicendo che il Napoli accettiamo che lo dica Fabrizio Romano e ci crediamo, dovete credere a me, dovete credere a lui, che adesso il Napoli deve sfoltire un pochino in difesa se vuole fare qualche altro acquisto in difesa. Quindi se vuoi Hermoso o devi piazzare Juan Jesus o devi piazzare Nathan in prestito, devi vendere Ostigard perlomeno. Amici bellini, mi hanno fatto appena sapere infortunio per Chila, il mio preferito, c'è frattura. Aia. Vabbè, dobbiamo chiudere il video perché qua stanno proprio picconando. Insomma, aspettiamo nuove cose, mentre mi sa che devo denunciare uno su Twix. Ci divertiremo, state tuned perché ci divertiremo. A me, figuriamoci, finché si discute di calcio va benissimo. Se poi venite a rompere i coglioni, mi diverto, perché poi io sto in America, le cose qua funzionano diversamente. Buona fortuna. Da New York, Valerio Fluido è tutto. I like finali, poi vi faccio sapere, non vi preoccupate.